Siete pronti? Io sono pronto, una nuova puntata di Casa Mia sta per cominciare e l'ospite è già qui con me, è pronta per raccontarsi. Bella, brava, competente, uno sguardo magnetico, uno dei volti più amati del telegiornale in Sicilia e ama di tanto in tanto fare delle incursioni nel mondo dello spettacolo. E poi come sempre c'è la gara fra i nostri 3 super agenti immobiliari. Anche oggi sono pronto a raccontarvi Casa Mia, la scelta perfetta. Siete pronti? Io sono pronto, una nuova puntata di Casa Mia sta per cominciare e l'ospite è già qui con me, è pronta per raccontarsi. Bella, brava, competente, uno sguardo magnetico, uno dei volti più amati del telegiornale in Sicilia e ama di tanto in tanto fare delle incursioni nel mondo dello spettacolo. E poi come sempre c'è la gara fra i nostri 3 super agenti immobiliari. Anche oggi sono pronto a raccontarvi Casa Mia, la scelta perfetta. Bentornati a Casa Mia, quanto mi piace aprirvi le porte di casa e raccontarvi degli ospiti che poi alla fine ospiti non sono, ma sono dei veri e propri amici. Oggi con noi, ve l'ho detto qualche minuto fa, bella, competente, brava, sa cucinare. Desirée Ferlito, benvenuta a Casa Mia. Grazie di avermi invitata, sa cucinare non lo so. No, dai, sai cucinare, non peraltro per una produzione sempre di Antenne Telecolor che è un grande successo, quindi sai cucinare. Vabbè, diciamo. Senti, ma ecco, a proposito, meglio l'informazione o la cucina? Allora, guarda, sono 2 cose diverse, le amo entrambe, diciamo che l'informazione sicuramente lì mi sento più a mio agio, poi insomma ci divertiamo ogni tanto con le produzioni di Casa Nostra, però... Insomma, vedi, Casa Mia, Casa Nostra, salutiamo Totino, Esatto. Che è molto bravo anche a cucinare. Il vero chef, salutiamo il vero chef è lui. Tu sai che noi qui parliamo di casa, no? Parliamo di casa, parliamo di case e poi apriamo una sfida tra i nostri super agenti immobiliari e poi tra un po' diventerai anche giudice. Dai, non vedo l'ora. Intanto complimenti per questa trasmissione che seguo con piacere, molto carina. La nostra Roberta Lunghi che l'ha pensata. Desi, com'è casa tua oggi? Casa Mia com'è? Vuoi sapere che cos'è per me? Che casa è? Che tipo di casa è? Una casa a mare, una casa in montagna, una casa grande, una casa piccola? Allora, è una casa grande perché ospita una famiglia di 6 persone, quindi sicuramente, come tu sai, 4 bambini. Ci vogliono gli spazi. Esatto, quindi ci vogliono gli spazi giusti. È una casa che sicuramente ci rappresenta moltissimo, è un luogo in cui mi rifugio, mi sento insomma me stessa. Coccolata. Esatto, sì. E casa tua quando eri ragazzina com'era? Casa mia quando ero ragazzina era tutt'altro, una casa in un posto centralissimo del Viale Marola Pisardi, molto piccola, raccolta, dividevo una stanzetta con mio fratello Christian, questa stanzetta verde, che poi è un verde che mio padre non azzeccò l'esatta tonalità del verde, secondo quindi me. era un verde finto, un quasi verde che era? No, diciamo che il verde è un colore che io ho sempre amato. Mio padre che si dilettava quindi papà comunque fece il verde per te? Fece questo verde per me, però uscì un verde diciamo un po', un verde pistacchio, ecco, non era proprio... Dai, comunque un bel verde, anche il verde pistacchio va bene. E questo è il ricordo più bello che hai degli ambienti della tua infanzia? Questa casa, quella cameretta molto intima in cui amavo rifugiarmi, e poi il cortile che si affacciava, la finestra della cucina che si affacciava sul cortile dove giocavo insieme a mio fratello e tutti gli amici, perché era un palazzo pieno di bambini, bello, devi sapere. bellissimo. Siamo cresciuti tutti insieme alle 4 del pomeriggio ci ritrovavamo in questo cortile, e il ricordo è quello dei miei genitori che si affacciavano per poter controllare, e poi per richiamare al momento della cena. Ecco, tra quella casa e la casa dove stai oggi ci sono state altre case? Ci sono state, certo, sì, abbiamo cambiato tantissime case, sì. E questi cambiamenti con che animo li affrontavi? Ma con guarda, lo spirito di chi ama cambiare oppure ti restava un po' il cuore nelle case che lasciavi? Mio marito mi ha definito cintura nera di trasloco. Ecco. Quindi devo dire che sono brava.
Ho riorganizzato la casa quando abbiamo cambiato casa, l'ho riorganizzata in poco tempo veramente. Quindi... Senti, a proposito di tuo marito, a proposito di Nino Pulvirenti, che salutiamo, come ti ha conquistato Nino? Mamma, tu qua vuoi sapere, ragazzi, qua è il gossip. Bello, ci piace, no? Entriamo tra le mura di casa. Mi ha conquistata, non è stato subito, ci siamo conosciuti a una cena, era una cena, un evento benefico. La cucina c'è sempre di mezzo però, Sì, hai visto? esatto. Mi portò a cena un paio di volte, devo dire che se proprio vuoi sapere, lui assaggiava, lui non è una buona forchetta, no. di quelli sai che assaggiano, per lui basta già così, e io invece mangiavo il mio, il suo, possibilmente un altro piatto, primo, secondo dolce. Diciamo che dopo un po' di cene ti ha conquistato, ti ha preso per la gola, possiamo dire di sì, dai. Ora capiamo perché Nino comunque è in ottima forma, perché non ama mangiare troppo. Non ama mangiare, è pazzesca questa cosa. Senti, a casa invece tra le mura domestiche come siete? Desiree quando diventa Desi e Nino quando non è pubblico? Ma guarda Ruggero, come tu sai, la casa è dove proprio ci sentiamo noi stessi senza filtri. La prima cosa che faccio quando arrivo a casa mi spoglio, mi levo le scarpe, metto le ciabatte, metto una tuta, il pigiama, ci mettiamo lì sul divano con il nostro Plaid. Un po' alla Sandra e Raimondo. Un po' alla Sandra e Raimondo, sì, è così, insomma ci rilassiamo con i bimbi che girano un po' intorno. Siamo molto casalinghi, devo dirti, guarda, spesso privilegiamo un sabato, una domenica in casa piuttosto che uscire. I sabati sera, per esempio, d'inverno li trascorriamo quasi tutti a casa, esatto. Senti, qual è l'ambiente di casa tua al quale sei più legata? Io penso di saperlo perché tu ci hai mandato una foto, ci hai portato una foto che racconta un ambiente di casa tua. Allora la vediamo immediatamente e ce la commenti perché, ecco, questo... questa è la camera da letto. Ecco, questa è la camera da letto. Quella è Giorgia, è la foto del battesimo, sì. che adesso ha 11 anni. Quello è il nostro amatissimo divano. Vedo del verde però, il verde continua a esserci. Il verde sì, è un colore che ti dicevo che mi piace molto. Quella è una nota di colore in una camera sostanzialmente molto chiara, luminosa, e quella è la famosa sedia. Perché hai scelto questo ambiente e questa foto, Desiree? Allora, ho scelto questo ambiente perché sono molto affezionata a quel quadro. E anche a quella poltrona sono molto affezionata. Quella, come tu sai, è la famosa sedia, cioè seggia. E lì cosa metti? Metti i vestiti che sono troppo puliti per metterli a lavare, troppo sporchi per riporli nell'armadio. Quelli che sono nel limbo. Ora tu la vedi lì sistemata, pulita, perché per fare la foto giustamente dove. Certo, però brava. Generalmente ci sono, che ne so, delle tute messe lì sopra, i jeans di mio marito che dice questi non li lavare, me li metto poi più tardi. Senti, qual è la cosa che non può mancare a casa tua per essere definita casa tua? Un bel divano comodo. Il divano comodo. Un bel divano comodo, esatto. Non una piscina, una vasca idromassaggio, un divano comodo. Ma no, guarda, un bel divano comodo. Cioè, ti ripeto, la nostra casa è grande, ha tanti spazi, però fondamentalmente la casa può essere come vuoi, cioè basta stare bene con la propria famiglia. Che sei cintura nera di traslochi, sono previsti altri traslochi? Ma sai, io non lo escludo, possiamo chiamare poverino mio marito? Tu non lo escludi? No, a parte gli scherzi, davvero? No, dai, penso di no. Che so, fra 30 anni ti vedi sempre in questa casa o pensi a soluzioni alternative? Sai perché? Perché questa cosa è stata in realtà oggetto di discussione, perché a me piaceva un'altra zona della città. Ah, ecco, quindi andiamo proprio a zone. Esatto, sì. Oggi diciamolo, oggi dove abiti? In che zona abiti? Oggi abitiamo a San Gregorio, però non escludo un ritorno verso, diciamo, la costa. Come Califano, non esclude il ritorno? Esatto. Vabbè, quindi Nino, preparati, non possiamo pensare altro, però penso di poterti dare una mano d'aiuto perché tra pochissimo ti presenterò il nostro architetto, Giudito Maselli. Bravissima, bravissima, è molto brava, ci dà soluzioni sempre che ci lasciano a bocca aperta con l'effetto wow. E poi tra poco comincerà la gara tra i nostri
nostri 3 super agenti di Diamante Casa e quindi avrai l'opportunità di vedere 3 proposte non si sa diverse, mai, vediamo. 3 idee di ristrutturazione diverse e poi uno di questi 3 vincerà solo e soltanto quando tu dirai ha vinto la blu, ha vinto la gialla. Sono pronta ragazzi, sono Sei pronta? prontissima. E allora noi siamo pronti pure, tra un poco ci spostiamo dall'altra parte di casa mia perché il racconto continua. Desiree, ci siamo spostati al nostro tavolo tecnico, ti presento Giusy Tomaselli che molto lieta, è il nostro piacere mio. è l'architetto di casa Contenta di mia. averti. Giusy, bentornata. E allora tu sei anche Grazie. psicologa degli spazi e ormai ci siamo abituati, ti chiedo un po' un identikit del nostro ospite. Oh, che bello, Desiree dai. è una donna bella, carismatica, piena di risorse. Secondo me la casa che la rappresenta è una casa intima, la si può definire empatica, confortevole e calorosa. Bello, quindi Che bello, intima, vedi? empatica, ti ci ritrovi? Mi piace assolutamente, sì. Mi piace, come Mi piace. mi piace, 10. Mi piace. Allora noi siamo pronti ad aprire la gara di oggi, i nostri 3 super agenti di Diamante Casa sono già quasi collegati per raccontarci 3 case diverse, Desiree, alle quali poi aggiungeremo dei consigli utili per la ristrutturazione da parte del nostro architetto. E poi alla fine tu deciderai, sceglierai una casa, giudice assolutamente inappellabile. Ci colleghiamo immediatamente con Alessandro che ci propone il verde, la proposta verde direttamente da Aci Bonaccorsi. A te Ale. Amici di casa mia, ben ritrovati. Il nostro viaggio alla ricerca della casa perfetta ci porta oggi in uno dei comuni più piccoli dell'Interland catanese. Stiamo parlando di Aci Bonaccorsi e proprio da qui, dalla via Garibaldi, la via principale, vi porto a scoprire una bella villa indipendente su 2 livelli con 3 camere da letto, 3 bagni, una bellissima zona living e una piccola sorpresa alla fine. Diciamo un pezzo forte. Passando per questo terrazzo di 50 metri quadrati dove troviamo già una prima area relax, arriviamo in quello che è l'ingresso principale della nostra casa. La distribuzione è concepita interamente per ruotare attorno a questa maestosa scala. Qui troviamo 60 metri quadrati di zona living, dove una parte è destinata ad angolo TV, quindi con il suo divano, la zona pranzo, tutto comunicante con una grandissima cucina living. Con un'imponente penisola e un piano di lavoro di quasi 5 metri. E da questa parte arriviamo alla zona dei servizi dove troviamo la lavanderia e il bagno di rappresentanza per gli ospiti. Ora vi porto a vedere la zona notte passando attraverso questa elegantissima scala con ringhiera a vetro ed eccoci arrivati alla zona notte, un piano interamente parchettato dove troviamo 3 camere da letto, un bagno principale e la camera padronale col bagno in camera e la sua cabina armadio. Ora vi porto a scoprire il pezzo forte della casa, una corte esterna tutta su un unico piano di oltre 500 metri quadrati dove abbiamo un'area relax con un secondo punto ristoro, il giardino molto curato e con tutto questo spazio esterno. Poteva mancare la piscina? Amici di casa mia, il nostro tour sta per concludersi, ahimè, ma vi riepilogo prima di salutarvi quello che abbiamo visto finora. Una casa indipendente, una villa accorpata, 2 livelli, 170 metri quadrati, oltre 500 metri di corte, impianto fotovoltaico, ambienti eleganti e raffinati e la richiesta è di appena 495.000 euro. E se non è questa oggi la scelta perfetta, io vi giuro che cambio lavoro. Proposta verde, mi viene da dire, ma il nostro Alessandro qui è Babbo Natale, perché abbiamo anche Molto visto un albero di carina. Natale, le lucine natalizie, ma questo vi spiego perché i nostri agenti già da tanti mesi, come hanno voglia di vincerle queste sfide, già da tanti mesi sono alla ricerca di case ideali da proporre. Desiree, che se ne è pazzi. C'è chi lo tiene tutto l'anno l'albero C'è chi lo di tiene Natale. tutto l'anno. Si Già, trova, pronto, infatti era sì. spento. Ma Allora, guarda che molto tanti- bella, molto bella. Tanti clienti mi chiedono di creare proprio di già progettare Natale? l'angolo dell'albero. Hai visto? Adesso dico? Assolutamente, Davvero? nel caso in cui faccio i progetti, assolutamente l'architetto non si deve dimenticare l'angolo dell'albero. Capito, Quindi va a Ruggero? studiare. Ai miei tempi mi ricordo che mio papà poverino pigliava l'albero con la 500, lo mettevamo nel punto
più È comodo. una delle È richieste indispensabile. Ti l'angolo ha dell'altro. convinto, devo dire, particolarmente quando Alessandro ci ha fatto vedere la piscina, l'esterno. Molto carina, spazio esterno meraviglioso, camere belle, ampie, luminose, ho visto. Bella casa, complimenti. Assolutamente. Nino Sì. trema, mi viene da dire, no? Bella no, casa. No, vuoi andare verso il Sì. mare. Ma non è vuoi il posto avvicinarti? giusto. Non è il secondo Vediamo te? la prossima. Intanto vediamo la Intanto vediamo un ristrutturazione attimo, che ci propone proprio Giusy. perché è già di suo molto bella, devo dire, spaziosa, Sì. anche in termini di rifinitura e di impianti, per cui l'intervento in questo caso si concentra su quelli che sono gli spazi esterni. Ok. Abbiamo voluto valorizzare ancora di più l'esterno, questo bel giardino con la presenza della piscina. La pianta dello stato di fatto ci fa vedere, ecco, il posizionamento degli spazi esterni della piscina. Gran parte dello spazio, diciamo, che è occupato dalla pavimentazione. In questo caso però mancavano, e questo è il progetto dove invece abbiamo inserito quegli spazi annessi alla zona solarium, quindi agli spazi necessari anche per poter vivere con gli Pienamente amici, quello spazio, direttamente certo. la piscina, e quindi Una riorganizzazione, diciamo. esattamente, in modo da poter permettere anche l'utilizzo dei servizi come gli spogliatoi, i bagni, piuttosto che la zona solarium, cui abbiamo Vediamo le curato foto. anche l'arredamento. Questo è lo stato di fatto, dove si vede infatti un po' la tipologia anche Abbiamo voluto riqualificare un po' anche il prospetto, il colore l'abbiamo cambiato, abbiamo dato un attimo restyling di tutto quello che riguarda anche la villa in sé. Questa è la proposta progettuale. Ah, che meraviglia, Bello. guarda. Per cui Bellissimo. riqualificazione del prospetto, oltre all'inserimento, come vi dicevo, di queste quinte esterne in legno, questo materiale che ci permette proprio di realizzare anche degli spazi assolutamente outdoor. E questo qui vedete nell'altra foto, ecco un'altra prospettiva dello Ah, stato vedi, di è lo fatto. stesso, è lo stesso spazio, quindi è una quinta quella. Esattamente, che nasconde tra l'altro quello che c'era dietro, che è un volume tecnico che a noi non piaceva farlo E quindi in vedere, quel modo lo copri. per cui abbiamo creato queste quinte in legno che nascondono un po' quelle parti che non piacevano un granché, diciamo, volevamo più che altro dare un po' anche di riservatezza allo spazio tecnico e invece valorizzare con queste quinte in legno quello che invece sono gli spazi annessi alla piscina. Molto per cui bello. quello che vedete sulla sinistra è un volume, oltre ad accogliere la doccia e quindi tutte quelle cose necessarie per poter vivere realmente in benessere, assolutamente gli spazi. Bello, bello, bello. Sì, molto come sempre bello. molto brava la nostra Bravissima. Giusy. Ti vedo ancora più convinta, quindi la piscina, lo spazio piscina diventa Guarda, ancora più bello. mi sta piacendo questo ruolo, vediamo un attimo. E ora ci spostiamo, andiamo adesso a Catania, la proposta è quella gialla e il nostro super agente in questo caso è Carmelo. A te Carmelo. Cari amici di casa mia, la scelta perfetta, bentornati. Oggi non voglio portarvi a visitare un appartamento, bensì proporvi un'opportunità di 112 metri quadri catastali, posta al sesto piano di un edificio situato in via Napoli a Catania, una delle vie più richieste oggi dal mercato catanese. Seguitemi e ve lo mostrerò. Per essere un immobile risalente ai primi anni 70 devo dire che la distribuzione è davvero ottimale e adesso vi spiego il perché. Entrando infatti all'interno dell'immobile, sulla sinistra abbiamo già la presenza del primo grande vano che attualmente è utilizzato come salone. Per il secondo vano invece bisogna utilizzare un pochettino di immaginazione. Qui infatti è possibile ricavare la terza camera da letto oppure lo studio che hai sempre desiderato. Questa qui invece è la quarta e ultima camera. Anche se a conti fatti la terza stanza è una vera e propria master bedroom. Qui la posizione è davvero strategica perché ci troviamo in via Napoli ad angolo con via Oliveto Scammarca, a 2 minuti da piazza Michelangelo. Se adesso dovessi iniziare a parlare di tutte le potenzialità di questo immobile, praticamente finirei domani mattina e non posso perché ho il tempo limitato, però ve ne cito un paio su tutte, ovvero questo immobile potrebbe benissimo utilizzarsi come studio, dal momento che ha appunto questi 4 vani, e proprio perché ha la presenza di questi 4 vani, senza considerare gli accessori chiaramente, è facilmente locabile anche per gli studenti universitari. Comunque stavo facendo una riflessione. 1, 2, 3, praticamente 3 delle 4 camere di questa casa affacciano tutte sullo stesso balcone e qui scappare dal sole è praticamente impossibile. Non è finita qui perché non vi ho ancora parlato della restante parte della casa. Da questo lato infatti abbiamo una cucina abitabile,
un bagno con box doccia e per finire un comodo ripostiglio. E quindi, cari amici di casa mia, la scelta perfetta. Abbiamo parlato di un 4 vani in via Napoli a Catania, sì, da ristrutturare, ma stiamo parlando di 3 camere da letto, una cucina, un salone, un bagno con doccia e una lavanderia con servizio, oltre al ripostiglio che, se non si ha il garage in questa zona, è consigliabile avere. Il prezzo, cari amici, è di solamente 185.000 euro, ma io adesso vi lascio, ma sono sicuro che ci rivedremo alla prossima puntata. Un abbraccio da Carmelo e ci vediamo, ciao! Carmelo, ma questo abbraccio te lo restituisco. Mamma mia. Quanto è bravo, Guarda, Carmelo. bravi, ormai niente, i nostri casa in oggetti centro sono... a Catania è comoda. quella è una zona Centralissima, meravigliosa, quella è una bella. zona meravigliosa, insomma lì ti muovi a piedi. Assolutamente. Bella. Ti vedevo Assolutamente. convinta. Ma sai, vediamo un attimo l'architetto Vediamo, che cosa... architetto, tocca a te. Bellissima casa, Vero. strategico il posto, anche abbastanza luminosa e panoramica, però se Va bene guardiamo... anche l'idea che ha detto Carmelo, cioè può diventare uno studio. Può Esattamente. benissimo diventare uno studio con la posizione. In questo caso, guardando lo stato di fatto, ci rendiamo conto che comunque è una distribuzione un attimino chiusa, un po' bloccata, quindi merita assolutamente, proprio per le potenzialità che ha, di essere riqualificata. Un'apertura, diciamo. Esattamente, perché entrando c'è questa parete, un po' un disimpegno, un corridoio, classica distribuzione, e quindi abbiamo in qualche modo pensato di intervenire demolendo delle pareti e creare nel progetto, lo vediamo nella pianta del progetto Ecco. cercata, Ecco. creare un open Spazio, space, ecco. dare più Spazio. luminosità e quindi la giusta valenza a quello che è realmente l'immobile. Vediamo le Stato foto. di fatto, qui si vede esattamente la prospettiva che inquadra l'ingresso. E si vede quella è la chiaramente quello porta. che hai detto, uno spazio comunque chiuso. Esattamente, Sì, queste sì. pareti che bloccano un po' tutto. Sì. Questa è la mia proposta. Sì, vabbè. Per cui apertura, ovviamente, come diceva Desiree, importantissimo rientrare in casa, avere gli spazi funzionali. Divano comodo, del guardaroba, copertina. lo svuotatasca. Guarda, è lì il plaid, guarda. sul Esattamente, già è pronto per dire mi metto comoda Esatto, sì. e mi rilasso, per cui pensiamo a quegli spazi realmente sensoriali che è devono quello che far si stare cerca bene. oggi poi in fondo, no? La Esattamente. condivisione degli spazi che siano Confortevoli, grandi e anche confortevoli. perché viviamo fuori tutto il giorno, tu sei un esempio di questo, una donna in carriera, Sì. rientra quindi a casa case ci devono e ha coccolare. bisogno anche di essere diciamo le case ci devono confortate. coccolare. Sì. E quindi questo è un esempio di casa appunto un po' più diciamo così armonica. Questo è un altro punto di vista. E qua c'è la proposta Che dove meraviglia. con questa quinta, nella quale abbiamo anche voluto in qualche modo applicare, perché no, una carta Una da carta da parati parati, che dà questa? anche un tocco di colore e che nasconde perché c'è Ma una c'è porta. del verde. C'è del verde, vedi, Ma lo sapevi esattamente che a lei piace il colore. verde? Vedi, questa Eppure guarda un po' che coincidenza. psicologia degli Sembra- spazi, anche questa, Esattamente. telepatia degli spazi. Era questo il verde che volevo io. Vedi? dovremmo dirlo a papà. Era questo, papà, il verde che dovevi fare. Cioè, quello era un po' troppo, diciamo. Hai calcato ma un po' t'ha la fatto il mano. verde però di Possiamo Pistacchio, ancora siamo in intervenire in Sicilia. casa tua, la bella poltroncina, togliamo la poltroncina e mettiamo un guardaroba, magari una bella parete con carta da parati, come in questo caso, che se puoi anche vedere c'è una porta che è totalmente raso parete, quindi nascondiamo Molto anche bella. quelle che siano, proprio per disimpegnare la zona notte dalla zona giorno. Bello, E bravo. qui si vede Bella. che c'è Sì, la sì, luminosità. molto bella. Sempre brava, sempre con soluzioni che ci lasciano la bocca aperta. Desiree, non è finito ancora il tuo No. ruolo da giudice, perché c'è la terza proposta, andiamo a San Giovanni la Punta, è la proposta blu, e sono curiosissimo di vedere cosa ha in serbo per noi Orazio. Amici di casa mia, grazie per la linea. Siamo a San Giovanni la Punta, in via delle Sciare. Io ve lo dico subito, se il garage è così, la casa promette seriamente bene. 60 metri quadri, doppio basculante, sembra una di quelle case americane. Potete mettere 3 macchine, motorini, motociclette, se ce l'avete anche una barca. La stanno rifinendo, mancano gli ultimi dettagli, ma questa non è solo una villa nuova, questa è probabilmente la villa più accessoriata che abbiamo visto nascere. Sembra quasi una villa da ricevimenti, in realtà è solo pronta a ricevere i vostri ospiti. Quella che stiamo per vedere è una villa di nuova costruzione, mancano giusto qualche dettaglio. 5 vani, 160 metri su un lotto di circa 1000 metri quadri. E qui il costruttore non ha badato a spese. Immaginate agosto, seduti dentro l'acqua, cocktail in mano, e qualcuno che dice usciamo? No, non si esce. E accanto barbecue, doccia esterna, jacuzzi,
organizzata meglio di certi resort. E dopo la piscina ci si sdraia sul prato. Ok, il prato adesso non c'è. Andiamogli 15 giorni e vedrete un tappeto verde. Ora finalmente possiamo dedicarci all'interno. Hai dimenticato la chiave? Usa l'impronta. Io però ho la chiave. Come dicevamo prima, questa è la casa degli optional e lo si vede da tantissimi dettagli, come l'impianto elettrico settorializzato, armadiatura a muro su misura, aria condizionata incassata a tetto caldo-freddo, comandabile stanza per stanza, un pavimento 120x120 effetto pietra. Qui il cliente esigente trova terreno fertile. La prima cosa che colpisce? La luce. 1, 2, 3, 4, 5 maxi vetrate. Qui la luce non entra, è un tutt'uno con l'esterno. Sì, ma quanto peserà aprire una porta di questa? Con un dito. Qui bisogna giocare un po' di fantasia. Immaginate un'isola, una bella cucina, aperitivi, cene conviviali. E da questa parte un divano enorme, con di fronte una televisione ancora più grande e la vista sulla piscina. E voglio pulire qua, però guarda quanto è bello questo bagno, ne vale la pena. Tutti i bagni sono totalmente arredati, forniti di mobile bagno, piatto doccia, cristalli e faretti. Saliamo al primo piano, qui ci sono vetri e specchi dappertutto. 2 camere da letto, la master con una grande cabina armadio, più una camera per ragazzi e un bellissimo bagno. Se vuole la terza camera, al piano terra ce n'è un'altra, sempre con la cabina armadio. Amici di casa mia, oggi abbiamo visto una villa nuova, 5 vani, 160 metri, con 3 camere da letto, 2 bagni, un grande open space, 1000 metri quadri di giardino, un garage enorme, e tutto questo può essere vostro a 550.000 euro. Ora, non so se a colpirvi sia stato il garage, l'open space o la piscina, ma sono sicuro che questa sarà la scelta perfetta per il nostro ospite. Adesso vi saluto perché devo testare la casa. La nostra proposta blu, mi sa che Orazio non lo rivedremo perché resterà in questa casa che è bellissima. Orazio, Assolutamente. stupenda, veramente, molto bella. Però mi viene da pensare, scusa architetto, che hai pensato? Una casa che già è infatti così? È stato difficile pensare perché comunque già è totalmente rifinita, pronta, una bella veramente casa, quindi alla fine Quindi niente, non hai fatto non nulla. ho fatto nulla, vabbè. no. Ci siamo soffermati su quello che è lo spazio della zona della cameretta. Abbiamo voluto dare un Ecco, attimo un'idea bello. per la cameretta dei ragazzi. dei Riarredare, vediamo un Esattamente. attimo. Infatti questa è la pianta di progetto, la camera per intenderci è quella con cerchiata, Ok, dove abbiamo anche certo. delle doppie altezze, nel senso ci sono 2 altezze diverse, il tetto se avete visto è a falde Sì. e quindi abbiamo un po' giocato anche sul discorso dell'arredamento per renderla quanto più possibile funzionale. Questa è la cameretta e questo è il progetto. Ah, ma che carina, guarda. È sempre verde. Bellissima, è Ma c'è vero. senso, ma vi siete messi verde, d'accordo prima, ragazzi? assolutamente. È No, veramente- però è capitato così. Bellissimo. Poi mi piace molto questo accostamento di questo verde con questo color crema, cos'è quello? Sì, è un Eh, capuccino, un lo colore trovo molto tortora elegante, molto chiaro, bellissimo. per cui dare anche la possibilità a una camera che può essere sia per un maschetto che una Certo. femminuccia, per cui anche curare quegli spazi multifunzionali, perché alla fine le camerette oggi vengono proprio attrezzate e arredate perché si passa molto tempo in cameretta, per cui anche dare Sì. anche ai piccoli, perché no, degli spazi curati e anche Bellissimo. Bello. E poi la carta armonici. da Parati che è ritornata. Ritorna negli quella ultimi carta da anni. parati, devo dire che moltissimo. ce ne sono di belle, sì. In questo caso qua c'è un'altra prospettiva, perché si vede lo spazio curato dei mobili su misura. La camera era piccola, però siamo riusciti in qualche modo a renderla anche accogliente e funzionale, anche con il discorso della doppia altezza, per cui abbiamo inserito l'armadio nella parte più alta e la zona, diciamo, quella del letto. in Si questo sfrutta ogni spazio, comunque Esattamente. si lascia la comodità di potersi muovere. Oh, Giusy, sei Anche sempre qui, bravissima. ricercatezza e Molto design. bella, architetto, Grazie complimenti. mille. Ricercatezza e Cosa design. bisogna dire? Ricercatezza Sì. e design, per cui anche nel tuo caso hai dei bimbi, magari possiamo prendere ispirazione. Sì, di qualche assolutamente. dettaglio. Poi mi piacciono molto i colori nella Sono i carta tuoi da colori. Parati. Sì, devo dire di Sì, sì. Bisognerebbe verde, fatto questo apposta verde che e invece ritorna. ritorna Sì. per la nostra Desiree.
Va bene, ragazze, Desiree, adesso ti do il tempo di fare mente pensare locale, un di attimo. riflettere su questi 3 luoghi, su queste 3 proposte, una più bella dell'altra. Come sempre molto bravi i nostri agenti immobiliari di Diamante Casa, però torniamo tra un po' perché arriverà il momento della scelta della nostra ospite di oggi, che è Desiree Ferlito. A dopo. A casa mia si avvicina il momento della scelta della ospite di oggi, che è Desiree Ferlito. 3 case diverse tra loro, tutte molto belle. Siamo stati ad Aci Bonaccorsi, a San Giovanni da Punta, nel centro di Catania. Come sempre molto bravo il nostro architetto Giusito Maselli a darci delle idee di possibile ristrutturazione, ma in questo recap rivediamo le proposte di oggi. Eccolo. E quindi, cari amici di casa mia, la scelta perfetta. Abbiamo parlato di un 4 vani in via Napoli a Catania. Sì, da ristrutturare, ma stiamo parlando di 3 camere da letto, una cucina, un salone, un bagno con doccia e una lavanderia con servizio, oltre al ripostiglio che, se non si ha il garage in questa zona, è consigliabile avere. Il prezzo, cari amici, è di solamente 185.000 euro. Amici di casa mia, una casa indipendente, una villa accorpata, 2 livelli, 170 metri quadrati, oltre 500 metri di corte, impianto fotovoltaico, ambienti eleganti e raffinati, e la richiesta è di appena 495.000 euro. 5 vani, 160 metri, con 3 camere da letto, 2 bagni, un grande open space, 1000 metri quadri di giardino, e tutto questo può essere vostro a 550.000 euro. Architetto, 3 soluzioni belle tutte e 3, devo dire. Assolutamente tutte e 3 diverse. diverse. Sì, perché in una c'è l'intervento un po' più rivoluzionario, quello degli spazi interni. Vabbè, scusate ragazzi, un attimo, abbiamo gente. Sei pronta? Gero, no, un attimo, mi sto confrontando con l'esperto. Vabbè, allora dammi il tempo. confrontati, io ti do il tempo e nel frattempo poi do un consiglio perfetto per le vostre case. La casa è il luogo dove ogni giorno prende forma il nostro modo di vivere, dove luce, comfort e bellezza diventano parte della nostra quotidianità. Da oltre 40 anni CTA Tende trasforma gli spazi esterni in ambienti da vivere, con soluzioni su misura che uniscono tecnologia, design e funzionalità. Siamo specializzati nella produzione, personalizzazione e installazione di tende da sole, tende a pergola, bioclimatiche, soluzioni a rullo e zanzariere, progettate per adattarsi perfettamente alle esigenze di ogni cliente. Ogni progetto nasce dall'ascolto, perché ogni spazio è diverso e ogni cliente immagina un ambiente che parli di sé. E dove non arriva l'immaginazione, arriva il nostro ufficio tecnico, capace di trasformare un'idea in una soluzione concreta, elegante e funzionale. Le pergole bioclimatiche e le tende a pergola, modulabili e personalizzabili, permettono di vivere gli spazi all'aperto in ogni stagione, offrendo protezione, comfort e libertà. Le vetrate panoramiche creano continuità tra interno e esterno, ampliano gli ambienti e lasciano entrare tutta la luce che desideri. E per chi cerca una schermatura elegante, lineare e sempre attuale, la nostra nuova linea di tende da sole garantisce il massimo comfort, valorizzando ogni spazio con stile e design. Grazie ad una produzione all'avanguardia e a un'esperienza consolidata sul territorio, offriamo qualità, affidabilità e soluzioni che durano nel tempo. Dalla progettazione alla realizzazione, il nostro team ti accompagna passo dopo passo, aiutandoti a scegliere la soluzione più adatta alle tue esigenze. Perché non si tratta solo di proteggere dal sole, ma di vivere ogni momento, ogni spazio e ogni stagione. Raccontaci le tue esigenze e noi ti aiuteremo a realizzare l'ambiente che hai sempre immaginato. Vieni a trovarci nel nostro showroom ad Aci Sant'Antonio in via Fossallupo 2 o scopri i nostri rivenditori autorizzati in tutta la Sicilia. CTA Tende, la qualità e l'innovazione al tuo servizio. È il momento della scelta e allora siamo pronti. Quale sarà la proposta che vince oggi? Quella di Orazio, quella di Carmelo o quella di Alessandro? Desiree, hai le idee chiare adesso? Sono pronta, posso dirlo? Certo. Allora, devo dire che è stata una scelta sofferta, perché di ognuna delle 3 case mi ha colpito qualcosa, ma poi insomma l'architetto riesce Perfetta anche veramente lei. con un tocco di classe a
rivoluzionare gli spazi. Devo dire che però rientra più nei miei gusti. Chi vince? Vediamo quale. La proposta numero 3. La 3, la blu, viva la proposta Quella cameretta blu. è un amore, è troppo carina, architetto, quella sì. cameretta con insomma quegli animali, quel letto rivestito, cos'è quella Con un tessuto, dell'Alcantara? sì, un tessuto La proposta Alcantara. blu a San Giovanni da Punta, quella del nostro agente immobiliare Orazio. Vi ricordo che ovviamente questa proposta adesso la rivedrete per tutta la settimana su Antenna Sicilia e Telecolor, sempre grazie agli amici di Diamante Casa. Noi siamo pronti Possiamo a brindare? brindare? Assolutamente sì, alla scelta della nostra Desiree Ferlito, che oggi è stata la nostra graditissima ospite, e ovviamente l'appuntamento con Casa Mia ve lo do alla prossima puntata. Grazie Giusy, grazie Desi per Ma essere grazie stati a con voi, noi. grazie. E ricordate, Casa Mia è la scelta perfetta.